Secondo momento di 7 in punto questo sabato mattina 22 ottobre, come avevamo anticipato è il momento di tornare a parlare di una questione che ormai si trascina da parecchio tempo, cioè la questione del crack delle banche popolari venete, in particolare dei due grandi gruppi creditizi. Ne parliamo questa mattina con Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Buona giornata a lei. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. Noi abbiamo voluto, non andare troppo per il sottile. Questa parte dedicata a lei l'abbiamo intitolata Sul lastrico, perché in fondo è una condizione che vivono persone ormai da parecchio tempo, perché il crack si è verificato quasi 2 anni fa. Quasi 2 anni fa, esatto, sì. È un vero crack, perché se pensiamo che le azioni un paio di anni fa valevano rispettivamente 62,50 € Vicenza e 40,39,50 € Veneto Banca, oggi valgono 10 centesimi, è un crack che vale circa 9 miliardi di euro. Questo è il capitale sociale che è andato in fumo in questi 2 anni. Quindi si tratta di un crack rilevantissimo, si tratta di circa il 6-7% del PIL veneto, che è di 150 miliardi, e si tratta circa del 3% del risparmio totale dei veneti, che ammonta a 300 miliardi, di risparmio mobiliare, cioè azioni, obbligazioni, eccetera. È un vero disastro al quale però paradossalmente in questo momento non c'è una risposta, cioè non c'è una risposta né a livello giudiziario ma neanche a livello di banche, nel senso che non c'è un piano chiaro sul tavolo, non c'è una prospettiva chiara sul tavolo e non c'è una via d'uscita chiara né per i vecchi soci ma neanche per il futuro delle due banche. Quindi questo è un grosso problema che noi stiamo vedendo e stiamo cercando di interagire, ma francamente notiamo che dall'altra parte il management delle banche in questo momento è piuttosto assente e anche latitante. Probabilmente staranno studiando, staranno guardando, però è arrivato il momento adesso di portare avanti delle proposte concrete e interloquire con tutti gli agenti sociali del territorio. No, è pazzesco, e lo diciamo dal nostro punto di vista, è incredibile come alle volte la spinta mediatica di certi eventi ponga alla ribalta determinate problematiche, certo. Anche questi consigli di amministrazione che vengono costituiti e con la stessa facilità vengono sgretolati, però improvvisamente poi non se ne parli più. Questo è l'aspetto più preoccupante. No, è non diciamo un mea culpa, ma in fondo è anche una mancanza forse di applicazione da parte dell'informazione corretta a proposito di questi temi, perché ogni tanto riemerge questa, ma sono 2 anni che ci sono appunto sul lastrico decine di famiglie. È vero, questo è vero. Io credo che anche i media veneti abbiano coperto male questa vicenda, cioè sono partiti tardi, poi a volte fanno anche un'informazione un po' arruffata, non c'è mai stata una vera informazione che cercassi di capire dov'è il problema e come risolverlo, e quindi poi si è fatto anche molto qualunquismo su questa storia. E quindi io credo che sia arrivato il momento adesso di voltare pagina. Ormai siamo alla vigilia anche dei famosi tavoli di conciliazione che dovrebbero partire in novembre e lì si capirà che purtroppo soldi per ristorare i vecchi soci, che sono 205.000, ricordo, tra le due banche, quindi non sono pochissimi, anzi sono moltissimi, e non ce ne sono. E quindi cosa accadrà? E poi l'altro aspetto che nei prossimi mesi a venire accadrà è che molte aziende hanno finanziamenti, perché gli impieghi, cioè i prestiti di queste due banche, sono pari quasi a una 50 di miliardi, quindi una somma molto importante. E nei prossimi mesi probabilmente verranno ridotti o comunque verranno ridefiniti, quindi c'è anche un allarme perché molte aziende si troveranno a dover gestire dei crediti ridotti in una situazione di mercato nella quale non c'è fluidità, non c'è molta liquidità, quindi c'è una grande... Ecco, l'altro problema poi, dei quali i media parlano molto poco, riguarda ancora le piccole e medie imprese soprattutto, perché molte piccole e medie imprese hanno acquistato azioni per avere dei finanziamenti, sono state un po' ricattate. Altri invece li hanno comprati perché magari erano interessati, ma le hanno a un valore di carico in bilancio molto alto. Oggi bisogna portarlo con quest'anno a 0,10, quindi molte aziende piccole avranno un patrimonio ridotto alla fine di quest'anno e questo inciderà anche sui rating, cioè sulla classificazione di questi, sul merito creditizio si chiama in termine tecnico, per cui queste aziende si troveranno ad avere forse una riduzione anche dei finanziamenti perché hanno un patrimonio, un attivo più piccolo, in molti casi anche notevolmente più piccolo.
Per cui un riflesso sul tessuto economico della regione è abbastanza disastroso. Che si vedrà, secondo me, dispiegherà tutti i suoi effetti nocivi nel corso del 2017. Noi approfittiamo della presenza di Francesco Celotto anche per chiedergli, insomma, novembre dovrebbe essere, se non abbiamo capito male, un mese importante per le assemblee che dovrebbero decidere a proposito di queste benedette azioni di responsabilità. Cioè, questa è una parola che è risuonata da quando, insomma, non diciamo da quando è cominciato il crack, ma da quando, insomma, si è un po' focalizzata la questione. Che cosa sono queste azioni di responsabilità? Allora, vuol dire in sostanza che gli attuali vertici delle due banche chiedono ai vecchi vertici, quindi agli antichi amministratori, presidenti e dirigenti, di rispondere del danno causato alla banca. In questo caso prendiamo Zonin, presidente di Banca Popolare di Vicenza e console amministratore delegato, insieme a tutto il vertice, quindi il CDA, Consiglio di amministrazione dell'epoca, viene chiamato a rispondere dei danni che ha causato la banca. È molto importante l'azione di responsabilità perché ha un riflesso ovviamente ed è una questione anche di etica, però forse molti non sanno che anche nel caso in cui l'azione di responsabilità venisse esperita, venisse esercitata e venissero ritenuti colpevoli e quindi venisse anche loro addebitata una serie di responsabilità con conseguenze anche economiche sul loro patrimonio, il ristoro va alla banca, non va ai soci. Quindi nel caso si recuperano alcune decine di milioni di euro, vediamo che Consob ha delle proprietà, Zonin anche, eccetera, in questo caso poi il ristoro andrebbe alle banche e non ai soci, quindi una beffa nella beffa. Lei ha usato un termine elegante, noi andiamo più sul pesante, una vera e propria fregatura, insomma, sì, per i diretti interessati. Lei ha citato Consoli e Zonin, certo, solo che uno è ristretto alle misure domiciliari, parliamo di Vincenzo Consoli, Gianni Zonin invece è una riflessione che, se vuole, allarghiamo anche allo scandalo del Mose, cioè il grande deus ex machina di queste situazioni, di questi scandali. In quella situazione Giovanni Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova, qui Gianni Zonin, presidente di Banca Popolare Vicentina, questi non subiscono mai nessun tipo di conseguenza, spariscono. Ma nel caso di Zonin, che conosco di più, noi abbiamo parlato con il procuratore di Vicenza Cappelleri, chiedendo appunto che venisse applicata una misura cautelare che fosse corrispondente, come nel caso di Vincenzo Consoli. Lui ci ha detto che non c'erano i presupposti e quindi ha detto che bisogna andare avanti con prudenza, però la prudenza va bene, ma è il tempo, come diceva lei, è passato, sono 2 anni che andiamo avanti a questa storia. E siccome Consoli è stato messo agli arresti domiciliari dalla Procura di Roma, a questo punto forse sarà il caso, ed è una delle cose che noi stiamo studiando, di chiedere anche ufficialmente al Ministro di Grazia e Giustizia di trasferire il procedimento da Vicenza a Roma, perché a questo punto forse la Procura di Vicenza subisce delle pressioni ambientali, come si dice. Perché non vediamo come possa essere possibile che Consoli sia stato arrestato ancora ad agosto, sia indagato, anche Zonin indagato, ma uno è libero, non è stato fatto assolutamente niente, mentre l'altro ha subito anche un sequestro cautelativo di 45 milioni di euro, lui e altri amministratori, mentre nel caso di Vicenza ci sono proprio 2 pesi e 2 misure e questo è inaccettabile perché è lo stesso sistema giudiziario. Sì. No, ma qualche tempo fa c'era stata anche proprio la richiesta di accertamenti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura a proposito dell'attività di vigilanza, no, della Procura Berica sull'attività, sull'operato della Banca Popolare Vicentina. Anche quello, come è terminato anche quel tipo Ma niente, cioè nel senso ci sono adesso io ho sentito anche ci sono gli ispettori in questo momento pure a Treviso, perché anche lì c'è stato un caso in cui pare che non sia stato fatto fino in fondo tutto quello che doveva essere fatto, però noi non ne sappiamo niente, sappiamo che a oggi Gianni Zonin è libero, sappiamo che Vincenzo Consoli è agli arresti domiciliari, è da agosto agli arresti domiciliari, quindi da più di 2 mesi, e quindi io credo che c'è un'evidente disparità di trattamento. Io poi personalmente credo, ma questo lo penso io, che Gianni Zonin ancora a Vicenza abbia un certo tipo di potere, di influenza, cosa che Consoli non ha evidentemente più a Montebelluna. E quindi io credo che in un certo senso ci sia ancora molta omertà a Vicenza e quindi ci sia ancora una certa, non dico protezione, ma possiamo anche dirlo su Zonin, cioè c'è molta più prudenza ed non è spiegabile. Mamma mia. Una situazione sempre di cui vorremmo chiedere conto a Francesco Celotto, cioè in termini di chiarezza di situazione, si è parlato di un protocollo di conciliazione. Sì, sono i famosi tavoli di conciliazione, sì, nel senso che le banche
hanno accantonato una certa somma, si tratta di 200 milioni per Banca Popolare di Vicenza e 80 milioni per Veneto Banca, per ristorare i danni subiti dagli antichi soci, quelli che hanno comprato le azioni negli ultimi anni a 40 euro o a 60 euro. Si tratta di una somma molto piccola, perché 200 milioni a fronte di tutto quello che si è perso e dall'altra parte 80 milioni è molto poco. E comunque si è già messo un paletto, perché si è detto i ristori che verranno dati in questi tavoli di conciliazione sono al massimo il prezzo di recesso di Veneto Banca o di Vicenza, che era pari a 7,30 euro e 6,30 euro, quindi oltre quello non si va, che rappresentano grosso modo il 10% o il 12% del valore pieno che aveva l'azione. Allora, questa intanto ancora è una voce che circola, ma non c'è nessuna proposta vera sul tavolo. Come si diceva anche che potrebbe essere che Veneto Banca, ma anche Vicenza a questo punto, offrisse delle obbligazioni a lunghissima scadenza per ristorare i danni. Questo noi non lo sappiamo, possiamo solo dire che nel caso di un cliente che abbia un numero consistente di azioni, si viene rimborsato al 10 al 20%, è troppo poco, quindi gli conviene andare avanti nella causa legale. Nel caso di un cliente, e sono circa la metà di tutti i soci delle due banche, abbiano poche azioni, 300-400 azioni, bisogna valutare caso per caso, ma potrebbe anche essere il caso di valutare positivamente questa proposta. Aspettiamo di vederla. Il 16 novembre ci sarà l'assemblea di Veneto Banca e là sicuramente il tema non sarà solo l'azione di responsabilità, sarà anche il tavolo, la proposta da portare al tavolo di conciliazione. Un'altra questione riguarda la proposta che era stata ventilata di una cosiddetta class action. Sì, no, in ambito bancario purtroppo anche qui c'è un po' di disinformazione, non esiste la class action, esiste in altri ambiti, ma il legislatore italiano ha esplicitamente escluso la possibilità di applicare la class action nel caso delle banche. Pertanto, e purtroppo, non è possibile fare una class action, si può fare un'azione collettiva in cui tante persone fanno un esposto, un ricorso, poi vengono divisi, cioè ovviamente ogni esposto segue nel proprio corso, ma alla fine il giudice potrebbe unificarlo in un unico procedimento. Però è un'azione collettiva e non una class action, sono due concetti un po', quindi ogni caso viene trattato singolarmente e quindi sono casi un po' diversi rispetto ad altri ambiti. Sì. La realtà che lei rappresenta qui, Associazione Soci Banche Popolari Venete, cioè che, adesso ci scusi forse la banalità della domanda, ma che potere ha dal punto di vista operativo? Cioè voi vi potete proporre come soggetto interlocutore? Sì. Non sappiamo se la domanda è chiara. No, è molto chiara. Allora, per quanto riguarda i tavoli di conciliazione, le banche all'inizio avevano dichiarato che la controparte per quanto riguarda i soci erano solo le associazioni dei consumatori, sì, quindi Federconsumatore, ADOC, Adiconsum, sì, eccetera. Ultimamente è stato detto dei consumatori e dei soci, la nostra associazione di soci come altre, quindi pensiamo che anche le associazioni dei soci verranno chiamate quantomeno per illustrare la proposta e poi le associazioni ovviamente faranno le loro assemblee per far capire ai soci il contenuto della proposta e dare un consiglio se accettare o meno. No, perché si è sentito parlare di queste realtà che sono diventate molto importanti, perché non solo hanno raccolto le istanze ovviamente di decine, per non dire centinaia di famiglie, perché insomma se lei ci cita, cosa sono 205.000 soci. 205.000 soci, per cui potremmo quasi moltiplicare per 2 o per 3, considerando nuclei familiari, figli, beh insomma, per cui già il numero è evidente. No, diciamo, è stato interessante vedere come la vostra azione si è incrociata magari con altre realtà associative che insieme hanno cercato di fare, non diciamo massa critica, ma perlomeno rappresentare quelli che erano gli interessi di queste persone, sì, che sono rovinate. Sì, però purtroppo forse le associazioni sono state carenti perché non hanno presentato abbastanza massa critica, perché oggi, se lei guarda i numeri, su 205.000 soci chi ha presentato reclamo o ha fatto causa sono attorno tra gli 8 e i 10.000 soci, quindi sono un numero molto ridotto, si tratta del 5%, il 95% è silente o perché sono soci vecchi, quindi sì, che non possono neppure fare causa, neppure fare reclamo, o perché sono soci sotto ricatto, chi magari ha il fido ha paura a presentare un reclamo alla banca o chiamarla in causa,
o perché sono soci disinteressati, cioè che pensano che tanto comunque sia non c'è nulla da fare. E questo infatti in questa fase c'è un certo ristagno, cioè noto che la gente quasi si è rassegnata, invece non bisogna rassegnarsi. Noi abbiamo presentato anche una proposta per il rimborso dei soci, che è un'obbligazione a lungo termine con la cessione contemporanea dei crediti dubbi a una struttura esterna che può creare benissimo una delle due banche o le due banche. In questo modo, siccome queste banche hanno 15 miliardi di crediti dubbi, una parte potrebbe servire, se recuperata, a ristorare i danni dei soci, perché il vero valore oggi delle due banche sono tutta questa montagna di crediti in sofferenza, che il Fondo Atlante, proprietario delle due banche, vorrebbe vendere. Ma purtroppo sul mercato non c'è molte società, organizzazioni disposte a comprarli. Però se ci fosse un orizzonte di lungo periodo, questi crediti dubbi si potrebbero in parte recuperare. Ci sono degli esempi: il Banco di Napoli, che è fallito, è riuscito a recuperare, chi l'ha comprato, Banca Intesa, è riuscito a recuperare abbastanza, una percentuale molto alta di crediti in sofferenza. È questione di tempo, perché ovviamente se vengono svenduti sul mercato oggi valgono fra il 15 e il 20%, non di più. Se invece noi riusciamo a fare un'azione di un certo tipo, forse riusciamo a portare al 30, al 40%, e una parte potrebbe servire, o il totale, a ristorare i danni subiti dai vecchi soci. Senti, una questione che teniamo per ultima, che forse non è che non sia la più importante, è una delle fondamentali, il riflesso economico della crisi dei grandi gruppi creditizi del Veneto, cioè la questione degli esuberi del personale. È circolata un'ipotesi per cui un fondo americano ha detto: io acquisto le banche, a parte era un'offerta molto bassa, ma al di là di questo, però ci sono 3.500 persone da esodare. Noi pensiamo in un certo senso che sia vero, perché le due banche hanno 11.000 dipendenti. Se lei pensa che all'estero ci sono banche enormi, con molta più massa impieghi di queste due banche, che hanno un quarto, un quinto, un sesto del personale, perché hanno molte più filiali virtuali, cioè online, e questo è vero, nei prossimi 10 anni le banche italiane passeranno probabilmente da 300.000 dipendenti a 100-150.000 dipendenti, e gli sportelli saranno meno della metà, perché morta è la vecchia generazione. Oggi una persona di 40-50 anni, per non parlare più giovane, utilizza tutti gli servizi online. Cioè, nel senso che ci può essere uno sportello per fare, se serve, una consulenza super specializzata, ma non è che poi andiamo a portare i soldi, no? Cioè diventa tutto virtuale, e quindi io credo che il tema degli esuberi sia un tema centrale. Anzi, io mi auspico che venga fatta pulizia. Mi spiace per il personale. Per rendere queste due banche efficienti bisogna ridurre il personale di 2-3.000 unità, subito, rapidamente. Bisogna licenziare anche molti dirigenti che costano un sacco e non servono a nulla, e bisogna rendere queste banche molto più efficienti, perché se sono efficienti diventano appetibili per il mercato. In questo momento, con 11.000 dipendenti e qualcosa come 1 miliardo di sportelli, hanno un cost income, vuol dire un rapporto tra il costo e quello che è. Il Veneto Banca è del 104%, cioè ci sono più costi rispetto a quanto si incassa, si guadagna, detto in soldoni. Le banche, il benchmark, il riferimento europeo è il 50% o anche sotto. Vuol dire che metà personale, tradotto, va licenziato. E se lo facciamo in 3 anni, le banche continueranno a perdere soldi. Se lo facciamo subito, forse fra 3, 4, 5 anni, qualche soldo per i soci c'è. È in quel subito che forse risiedono molti dubbi, perché sappiamo come vanno le cose in Italia e anche qui non ci si smentisce. Il tempo è veramente volato, ma Francesco Celotto è stato estremamente esauriente anche proprio nella descrizione di queste situazioni, che rimangono quelle di una difficoltà economica assoluta, più che altro la situazione sul lastrico che interessa ancora tantissime persone, avete sentito più di 200.000 casi. Noi ringraziamo Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete, gli auguriamo un buon lavoro, che non sarà un lavoro facile. Certamente, buona giornata a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a voi per averci seguito, se vi fa piacere rimanete con noi, cambiamo completamente registro, tra poco parleremo dell'atteso appuntamento con la Venice Marathon domani lungo la riviera del Brenta fino ad arrivare a Venezia. A tra poco.